Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APOVS. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, benvenuti idealmente in riva al Sile, ma quest'oggi parleremo anche di radicchio, avremo ospite anche Beppe Bigazzi tra poco con noi. Intanto cominciamo allora a salutare gli ospiti da Tiziano Simonato, direttore di hotel, dal presidente del Parco del Sile e all'ideatore di questa Sapori di Sile. Ma presidente, com'è nato tutto ciò? È nata dal territorio, dai ristoratori e anche grazie al contributo di Luciano Setten, che è l'ideatore, ma anche dai ristoranti che si sono costituiti in associazione Sapori di Sile e per creare un'opportunità, serate culinarie dove vengono riproposti i prodotti tipici dei territori, quindi prodotti a chilometro zero, ed è un modo per valorizzare il nostro territorio, il nostro ambiente e il Parco del Sile. Certamente, infatti l'industria del turismo enogastronomico sta crescendo e chi vuole vivere il territorio non può che viverne anche la cucina. E da qui questa idea che accomuna quanti ristoranti? Accomuna 8 ristoranti lungo tutto il percorso del Sile, partendo dalla Divina Osteria che ci ospita questa sera, al ristorante Munaron di Vedelago, quindi verso le sorgenti, poi abbiamo Righetto a Quinto di Treviso, la trattoria al Sile di Casier, il ristorante Perché di Roncade, il ristorante dei Mulini di Canizzano, quindi sempre Treviso in qualche modo, l'antica Altino di Quarto d'Altino, zona archeologica splendida, e poi chiudiamo con Don Fernando in pieno centro qui a Treviso. Quindi da queste giornate fino a marzo potremo degustare il Sile. Direttore, la ricettività, l'incontro, la buona cucina, quanto importanti sono poi per un territorio? Sono importantissimi perché servono a far conoscere anche i nostri ospiti in hotel le bellezze del territorio e i prodotti che questo territorio offre. Noi abbiamo sposato subito l'iniziativa di far parte dell'Associazione Ristoratori del Sile proprio perché ci sentiamo parte integrante di questo territorio, vogliamo far sì che l'albergo non sia soltanto un punto di riferimento dove alloggiare anche ad ottimi livelli per i clienti, per chi viene a visitare la marca trevigiana, ma sia anche un'opportunità di poter scoprire le eccellenze del territorio, soprattutto in ambito enogastronomico. Grazie direttore, diciamolo pure che in queste serate alla ristorazione verrà abbinata sempre una presentazione anche di un libro. Tra poco con noi Roberto Castagnere che vi parlerà di Grappa, un mondo straordinario tutto da scoprire e da assaporare. Noi però ora ci fermiamo qui perché tra poco ci ritroveremo in cucina dove lo chef declinerà per noi il Sile. Si è tenuto a Treviso, presso la sede di Un'Industria Palazzo Giacomelli, il primo festival dedicato al design sostenibile. Sustainability si è aperto con una particolare mostra di cui ci parla Renzo Di Renzo, coordinatore del progetto Treviso Design. Questa è una mostra che risale alle origini del design, al movimento del Deutscher Werkbund dei primi del Novecento, che è stato il movimento fondatore del design in senso moderno. Ci sono molte affinità con la situazione attuale perché questo movimento nasce per ridare nuova forza, nuova vita al mercato tedesco attraverso il design dopo in periodi appunto di guerra post bellici e tra i suoi presupposti è anche quello di fare prodotti per tutti e sostenibili. Questa è la filosofia che accompagnò la Germania fuori dalla crisi del dopoguerra. Questa è in parte l'idea con cui l'industria manifatturiera trevigiana vuole affrontare la crisi del settore, come ci spiega il presidente di Un'Industria Treviso, Alessandro Vardanega. Quando parliamo di design ci riferiamo anche alla ricerca e all'utilizzo di materiali innovativi con i quali realizzare le nostre produzioni. Ed è per questo che parliamo questa sera di design anche in un'ottica di sostenibilità,
perché l'utilizzo di materiali che possono essere riutilizzati, che possono essere riciclati al termine della fine del ciclo di vita del prodotto, può consentire di avere un valore aggiunto che oggi viene particolarmente apprezzato dai consumatori. Ancora una volta emerge in modo chiaro il forte rapporto che il mondo dell'università ha con quello dell'impresa trevigiana. Ancora una volta è la creatività dei giovani ad incontrare le esigenze delle imprese in sustainability. Ai nostri microfoni Medardo Chiapponi, preside della facoltà di design. Bisogna superare, credo, questa visione che contrappone lo sviluppo all'ambiente, e il design credo che possa essere molto utile da questo punto di vista, nel senso di progettare prodotti, per esempio, che siano molto più efficienti da un punto di vista energetico, prodotti pensati ad hoc per utilizzare fonti rinnovabili, oppure prodotti che siano fatti in modo da produrre meno rifiuti anziché doverli affrontare e trattare dopo che sono stati creati. Presente al festival anche il neopresidente della Camera di Commercio di Treviso, che da tempo sta lavorando accanto agli studenti dell'Università di Venezia. Questo investimento sul design parte da lontano e quindi sta maturando dei risultati importanti che si traducono in delle ottime prospettive di lavoro per gran parte di tutti i ragazzi e le ragazze che escono dai corsi universitari che sono realizzati qui a Treviso. Rientriamo allora in questo studio ideale dedicato anche ai sapori di Sile e a questa manifestazione che ci porterà in vari ristoranti della marca trevigiana, anzi del Parco del Sile, all'interno del Parco del Sile, e siamo con lo chef Mariuzzo Fabio. Allora Fabio, portaci un po' con i sapori e i tuoi saperi in questo menù dedicato al Sile. Bene, questo è un menù che noi abbiamo studiato assieme ai miei ragazzi della cucina, dall'anguilla marinata che viene un po' riscoperta, l'antica anguilla delle valli di Comacchio, rivisitata in una maniera molto, molto moderna, molto simpatica. C'è la trota salmonata che è preparata con la soppressa all'interno, ci verranno i tagliolini rossi con i pioppini e il branzino del Sile, per poi terminare nel secondo piatto con lo storione. Ecco, e c'è un altro elemento importante grazie all'acqua del Sile, ovvero il radicchio rosso di Treviso, che vedo che tu lo declini in vari modi. Sì, esatto. Beh, certo, la scoperta dei prodotti del Sile non è solamente il prodotto dell'acqua del Sile, è il prodotto di tutto il territorio che riguarda il Sile. Quindi abbiamo il radicchio, abbiamo alcuni prodotti dell'agricoltura, c'è il finocchio, che adesso è la stagione appunto del finocchio, in cui c'è nel secondo piatto. Il risotto viene messo sia nell'antipasto come radicchio marinato assieme con l'anguilla marinata, quindi due cose marinate che si sposano bene assieme, e poi abbiamo anche il radicchio nel risotto. In questo caso usiamo solo il cuore del radicchio, che è una parte più dolce, venendo abbinato appunto col pesce gatto, che è una parte un po' più saporita, un po' più grassa. Allora il dolce del radicchio e il pesce gatto fanno un matrimonio eccezionale. Io ti ringrazio davvero per questa testimonianza, grazie per la gentilezza di averci accolto nel tuo regno, nel tuo tempio, sì, esatto, la tua cucina. Noi ci fermiamo qui e parlando di sapori di Sile c'è anche un sottotitolo, Degustar Parole, tra poco con noi un autore del tutto particolare, a tra poco.